Il consigliere regionale Dolfin si è complimentato con gli studenti e gli insegnanti delle scuole di Chioggia e del Veneto che sono stati premiati alla 12ª edizione del concorso Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto. La scuola primaria Todaro e il liceo classico veronese Marconi di Chioggia si sono aggiudicate in totale 1.000 euro per i loro progetti, 400 euro per la scuola primaria Todaro e 600 euro per il liceo. Sono state premiate anche 2 scuole del Rodigino. Dolfin sottolinea che sono stati ben 89 i progetti partecipanti al concorso, un bel modo di coinvolgere le giovani generazioni e stimolare il loro senso di appartenenza all'identità veneta. Il concorso è stato promosso dalla Regione Veneto, dall'UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, e dall'Ufficio Scolastico Regionale, ha ricordato il consigliere, ed è un'iniziativa lodevole per favorire e promuovere in modo divertente la conoscenza del patrimonio linguistico della nostra tradizione, i nostri mestieri, la nostra storia, i simboli e lo statuto della Regione del Veneto. Le foto che vedete scorrere raccontano le prove che hanno fatto i bambini della scuola Todaro per narrare la poesia La Tola Seconte mandata in video alla giuria. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.